Good alla Fiera di Udine da giovedì 5 a domenica 8 novembre. Prima edizione del Salone del Turismo Religioso qui a Padova, siamo in compagnia di Federico Caner, assessore regionale al turismo. Allora, una grande occasione questa per il Veneto, assessore. Direi di sì, è una sfida che il Veneto ha voluto cogliere. Ringrazio anche l'amministrazione di Padova perché siamo in questa splendida cornice che ci ospita. La prima edizione, importante, non ci avevano pensato in molti e noi l'abbiamo raccolto questa sfida. Il turista legato al mondo della fede e non solo, ma anche al mondo della spiritualità è un turista importante per noi perché entra nella cosiddetta area del turismo slow, quindi di persone che rimangono nel territorio per molto tempo, che lo frequentano in maniera lenta, conoscendo anche tutte quelle che sono le opportunità che il territorio dà e che si slega dai percorsi classici legati magari a Venezia piuttosto che alle Dolomiti, e quindi siamo in grado di fargli conoscere anche quello che il Veneto può dare oltre alle classiche mete turistiche già note. Oggi è importante intercettare proprio tutti i flussi di turisti. Questo del turismo religioso può davvero essere, con le bellezze che ha il Veneto, il quid che lo contraddistingue. Abbiamo Venezia, ma pensiamo anche a Padova, pensiamo anche ad altre località. Certo, pensi che soltanto Padova fa 3 milioni di turisti legati al mondo della fede, quindi con la Basilica del Santo, ma non solo. La nostra volontà è portare questi turisti a conoscere anche altri luoghi del Veneto. Abbiamo creato 7 percorsi turistici, me ne vengono in mente 2 al volo, che è la Via dei Papi per esempio e la Via dei Sacrari, importantissimi per far conoscere anche la cultura del nostro territorio. Queste persone non sempre sono persone che si muovono per motivi religiosi, a volte anche spirituali, e qualcuno cerca anche qualcosa all'interno di se stesso e quindi ha piacere di camminare nei nostri percorsi per stare in tranquillità, magari in mezzo alla natura o in mezzo a luoghi d'arte. Ne abbiamo molti in Veneto, dobbiamo portarli a conoscenza, alcuni sono già noti, altri no, e il compito nostro è spingere da questo punto di vista, e abbiamo voluto questa borsa internazionale qui a Padova anche non solo per fare il bene dell'Italia in particolare, che ha la gran parte dei percorsi al mondo, soprattutto legati anche ai luoghi d'arte, ma anche il Veneto, e quindi per noi diventa una vetrina fondamentale e i nostri operatori devono cogliere questa possibilità. Allora, tra l'altro è importante questo salone perché va a cogliere un tipo di turista che ha bisogno di un'offerta articolata, nel senso che può fermarsi un giorno, come 3 giorni, come anche una settimana, quindi la risposta deve essere adeguata, insomma, alla richiesta. Esattamente così, noi abbiamo legato a questo mondo, ci sono magari i giovani pellegrini che stanno attenti anche nel risparmiare, che magari stanno pochi giorni oppure ne stanno molti ma cercando sempre di spendere poco, ma abbiamo anche tanti altri pellegrini invece che arrivano e che sono persone dai 40 ai 50 anni con una capacità di spesa molto ampia, che quando hanno fatto un percorso magari vengono a Padova per andare alla Basilica del Santo, poi rimangono sul territorio perché vogliono scoprire altri percorsi, e quindi questo permette di allungare anche la stagione turistica e offrire molto di più rispetto alle località già note tipo Venezia, che già tutti conosciamo e che non hanno bisogno di promozioni. Allora, Federico Caner, assessore al turismo e alla promozione da pochi mesi. Il Veneto è un brand che si piazza facilmente ma comunque ha delle particolarità. In cosa andrete a lavorare nel futuro maggiormente? Noi dobbiamo innanzitutto potenziare il brand Veneto, perché mentre il brand Venezia o il brand Dolomiti o Lago di Garda a Verona, legato a Romeo e Giulietta, che tira molto nel mercato americano per esempio, altri percorsi sono meno noti. Il compito nostro è quello di fare regia e sistema nel territorio e far sì che quando il turista arriva a Venezia o nelle Dolomiti sappia che dietro c'è una terra che può offrire molto di più. E su questo noi siamo già attrezzati, ma devono anche gli imprenditori capire che questa è un'opportunità per tutti quanti, e quindi il turista deve spostarsi da un luogo all'altro, quindi non cercare di tenere il turista nel proprio orticello, ma di condividerlo con gli altri, perché è una ricchezza che porterà sempre di più turisti nel territorio. Allora, un messaggio chiaro, quello dell'assessore regionale al turismo e alla promozione Federico Caner, che ringraziamo di essere stato ai nostri microfoni e a cui auguriamo naturalmente buon lavoro. Grazie a lei e a tutti i telespettatori.